Inizia il secondo tempo tra Orus PFP Padova Under 14, destinato per una bella iniziativa di tiro dalla media, ma sbaglia contropiede del veronesi, che però mettono frazione di passi ben elevata agli arbitri. Bisogna stare molto attenti alle ragazze, perché il terzo quarto è quello di genere fatale per le padovane, in cui si distraggono sempre, poi parecchio per recuperano nel quarto, ma il punteggio è abbastanza tranquillo, ma basta poi poco per perdersi. Inizio comunque promettente, una bella lettura di Cocò, quasi un pick and roll con la Tolando che va a realizzare, poi la Cocò, per far chiarire subito i termini di questo nuovo quarto, va quasi a intercettare il pallone, poi alza le braccia, però quasi si perde, recupera il pallone, grande Cocò, andata a disturbare la numero 7, e l'ha costretta a perdere il pallone. Intanto Tomasin ubriaca il suo difensore e però commette passi, una volta che si mette in, diciamo così, azione di gioco, di passi della Tomasin. Quindi palla persa, quasi recuperata dalla Zorzi, che comunque la manda fuori, nuova rimessa per il Villafranca. La Tolando fa una lettura clamorosa della rimessa e va a recuperare il pallone, però perso un po' malamente dalla Lizzi. Nuova azione, ottima difesa della Tolando, molto migliorata in questo fondamentale. Bellissima azione, Cocò ha ricevuto un bellissimo assist, il pallone esce, ma la Tomasin sistema tutto. 30-13, questo primo terzo quarto ce la stiamo abbastanza attenti. Tiro, bravissima, tiro da 3 del numero 3, no, del numero 7, Giulia Bonafini, scusate, sono distratto da chi ha realizzato questo. Intanto rimessa in attacco, Cocò aspetta qualche taglio che non arriva, quasi perde il pallone, poi vede un dai e vai bellissimo con la Pizzinato, che da sotto questa volta non sbaglia, poi va per un altro pallone. La Cocò è in ogni linea di passaggio delle veronesi, adesso faticano anche la rimessa, alla fine in qualche modo guadagnano la metà campo avversaria. A 7 si gira, non c'era nessuna sua compagna libera, prova il tiro, va molto ben marcata. Intanto la Tomasin, un buon passaggio per la Zorzi, però non vede il ferro. Rimessa direi per la squadra ospite, se ne occupa la numero 12 Emma Meneghetti, che però prova a farci guardare la palla, ma si spegne tra la intensità difensiva della squadra di casa. La Cocò, bellissimo, si ferma praticamente, si stoppa in corsa, fa preparare il pallone, sta facendo in tutta questa ragazza. Il peggio rimane molto ampio, 34-16, la Zorzi si porta dietro 3 giocatrici dentro l'area, poi la Cocò fa un altro tiro, un altro paniere. On fire questa squadra, devo rimangiarmi, avete sentito che dicevo che il terzo quarto va male, mi stanno facendo rimangiare tutte le parole, stanno realizzando canestri ripetizioni, difesa asfissiante. Questo è un fallo dinamico di tiro, ma ci sta, bloccano, praticamente non concedono mai tiri
semplici alle squadre avversarie. Intanto esce Cocò che veramente ha fatto un inizio di frazione memorabile, entra Svevarus per il numero 12, 2 tiri liberi. Per direi Giulia Bonafini, sbaglia il primo, si conferma una percentuale di realizzazione dei libri molto bassa. D'altro lato però bisogna dire che se ne guadagnano molti, non si sa se ne guadagnano loro, sono le padovane un po' assatanate sotto canestra, ma fatto sta che i numeri di liberi eseguiti sono molti. Intanto va a recuperare un bel attacco Sofia Lia, poi però quasi perdono il pallone, recuperano per il palla 2, posta il gioco la Anita Sonato, prova a spingere sulla fascia, si ferma, c'è la Tomasin da sola, recupera, si invola, non ha neanche provato a raggiungerla con le sue ampie falcate, arriva sotto canestro, realizza il 38esimo punto dell'Oris Piaciuti Padova. Tanto esce Rebecca Zordi, entra con il numero 16 Anna Carraro. Le ragazze pressano anche in rimessa, qua c'era forse un fallo della Tomasini che fa una buona squadra. Poi alla fine Jessica Pascu non riesce a guadagnare in tempo no, subisce fallo? No, fallo alla Tomasini. Però poco cambia, Pizzinato, la capitana della squadra, va a recuperare il pallone, quindi sistema questo fallo in qualche modo, l'assist esce per Giulia del Sofia Tolando, sbaglia da sotto un saltino, Sofia finalmente usa la tabella e carambola un po' particolare il pallone, va dentro, canestro amico, accoglie i tiri un po' così e quindi sfondiamo quota 40 per i padroni di casa, un po' tramortite le veronesi, provano un tiro da 3 ma non tocca il ferro, doppio cambio nelle file del Padova, escono Pizzinato, Tomasin, entrano Giulia Tessaro. Intanto Cocò, un tiro libero lo sbaglia, però rimbalzo, l'attacco di Sofia Tolando, per guadagnarsi 2 tiri liberi. Un po' scorate le ragazze ospiti, il punteggio un po' le punisce, 16, 40-16 il punteggio, siamo a metà del terzo quarto. Tolando con la sua mano felpata va a insaccare il primo tiro libero. Esce il secondo, ma stanno per recuperare il nostro attacco, ma così non è, e quindi posta l'azione d'attacco, tiro esce, recupera, ormai sono in controllo le ragazze di casa per quanto riguarda i rimbalzi difensivi, perlomeno con la superlata. C'era un fallo un po' clamoroso, ma è così, insomma, il tiro non entra più a niente alle ragazze padovane, alle ragazze veronesi. Però recuperano un pallone grazie a una linea di passaggio un po' sporca, provano a spingere sulla fascia. Un altro tiro, adesso giustamente hanno velocizzato un po' il tiro perché la difesa è sempre molto asfissiante, quindi conviene comunque provare un tiro abbastanza veloce, questo però vuol dire spesso un tiro non da buona posizione. Intanto là fa il pallone in qualche modo, tira fuori gli artigli, si
issa sopra la retina e va dentro, e la vittoria di anche altri 2 punti. Tanto bellissimo canestro di Anita Sonato, che smuove un po' il tabellino delle veronesi, che erano da qualche tempo che erano un po' bloccate sul 14. Intanto la Giulia fa un bel tiro da una posizione abbastanza difficile, ma non entra. Posizione del contropiede, qua in teoria era abbastanza scontato che la tenaglia Carraro Tolando avrebbe commesso un fallo, ma comunque ci stava, il canestro non è entrato. Punteggio di 43-18, 2 tiri liberi per Jessica Pascu, che è l'unica che ne ha fatti qualcuno, quindi potrebbe arrotondare il punteggio per le ospiti. Non entra il primo, di solito mette dentro il secondo, vediamo se anche questa volta conferma. E infatti così, sempre 1-2, brava la Pascu. Intanto è entrata con il numero 2 Oduma Stesi. Per un attimo Cocò ha pensato di nuovo il tiro da 3, ma poi è scaricato per la Piffinato, un dai e dai che produce un facile tiro sotto canestro. Brave le ragazze, 45-19, un po' spente ormai, hanno spento un po' le speranze di portare a casa questa partita, perché sta scemando anche questo terzo quarto, si stringono, diciamo così, le possibilità. Il tiro intanto si fa male, oppala, andiamo in pausa. È stata male Anita Sonato, appoggiato male la caviglia, probabilmente esce dal campo tra gli applausi del pubblico. Tanto esce Coccolitti, entra Artemisia Pulvirenti, rimessa affidata alle abili mani di Oduma Stesi, che legge Anissi, che porta giù palla con sicurezza, poi un bel tiro a Sveva Russo, che però per un soffio esce. Quindi nuova azione d'attacco delle ospiti che si vola sulla fascia. Una buona guardia, stanno per recuperare il pallone, azione insistita, una spintina sulla linea di fondo. Sveva Russo sanzionata da un fallo, quarto fallo di squadra per la squadra di casa, che si conferma assolutamente top scorer in fatto di falli commessi. Tanto bellissimo movimento della 7, però viene stoppata la Picchinato, che non si lascia, diciamo così, impressionare dal movimento di Giulia Bonafini, comunque molto pregevole. Anissi costringe il passo al numero 8 non sanzionati dall'arbitro, poi però la Picchinato non concede il bis alla Bonafini, apre per la Giulia che si scappa il pallone di mano, quindi recupera il pallone. Villafranca Padovana, fase di gioco un po' frammentaria, qua nuova palla persa anche questo in modo un po' in malo modo da parte di Vittoria Michele, quindi azione attacco per Padova. Anissi fa un tiro forse un filo troppo veloce, ma comunque ben eseguito, il pallone esce, un attacco per la bravissima la Giulia, che spinge sulla linea di fondo, la giocatrice Giulia praticamente non concede gioco. Anissi non si lascia perdere il giocatore, costringe un tiro molto difficile, infatti sbaglia. Poi sul ribalzo di Stesi Odumè, la numero 3 commette fallo, quindi terzo fallo di squadra per le veronesi, rimessa dal fondo, affidata sempre a Stesi Odumè, che apre velocemente per Giulia. Squadra legge il taglio della Carraro, no, del Piffinato,
non entra, poi la Sveva direi che tocca la linea, quindi rimessa per Villafranca. Continua la fase un po' concitata, Amissi cerca di chiudere, poi in qualche modo riesce a guadagnare a metà campo la squadra di Villafranca. Qua c'è bello questo passaggio, bravissimo, finalizzato da Giulia Bonafini, uno sprazzo di gioco molto ben eseguiti. Intanto Coscaiolo sulle tribune, sugli spalti a tifare. Sveva Russo si mangia un canestro quasi fatto, rimessa per Villafranca, che si va detto che se un po' bagnate le polveri della squadra di casa, anche gli ospiti non, diciamo così, non riescono a recuperare in maniera significativa. No, quasi palla recuperata, in qualche modo alla fine riusciamo, adesso vuole un attimo di calma, a impostare il gioco, mancano 42 secondi, non c'è fretta, e invece intanto bisogna insegnare un attimo di calma, perché sono queste fasi di gioco un po' così, diciamo così. Comunque recuperiamo un altro pallone, grazie a Nina Pittinato, c'è la Missi libera, ma comunque anche la Pittinato era libera, va giustamente dentro e realizza il 47esimo punto di una squadra di casa. Attenzione al contropiede, nessuno, stare un po' più attenti a queste fasi di gioco. La Jessica Pasco si conferma top scorer. Qua c'è un scambio di 5 tra le giocatrici, ma rimessa per il Padova. Fallo chiamato da danni della Missi Pulvirenti, quindi rimessa affidata da Stessio Dumè, che passa proprio per Missi Artemisi, che dà un buon assist alla Pittinato, che però non riesce a trattenere, ma subisce fallo, direi, e sono in bonus, no, quindi rimessa dal fondo per Pittinato, punteggio di sulla sirena, non entra il tiro di Giulia, punteggio che è stampato 47-25, finisce così il terzo quarto con la squadra di casa sugli scudi. Inizia l'ultima frazione di gioco qui al Palais Einaudi con la formazione di casa che vede col numero 10 Giulia, numero 27 Missi Pulvirenti, con il numero 21 Clara Tomasin, il numero 2 Oduma Stesi, che si occupa del tiro e fa un bellissimo paniere e subito mette le cose in chiaro anche nell'ultima frazione di gioco. 49-25 il punteggio per finire col numero 28 Sofia Tolando. Intanto recupera il suo difensore a Tomasin, la Tolando fa una buona guardia, a Camilla Brunetto, la capitana, ma non è capitana per caso, che regge un bellissimo canestro in avvitamento, marcata. No, Tolando oggi non è in giornata di tiro. Amissi però riesce a recuperare in qualche modo il pallone, che offre un bel assist alla Tomasin, che non sbaglia perché oggi proprio non ne vuol sapere di buttare una palla fuori. 51-27 punteggio, cambio, esce Giulia Tessaro, entra Tracy Odumè con il numero 11. Rimessa proprio lei, va quasi a recuperare il pallone, e anzi lo recupera perché l'ultima a toccare è una giocatrice di Villafranca e lei stessa si occupa della rimessa. La Missi vede, bellissimo passaggio schiacciato sulla linea di fondo, però è un po' troppo lontana la Sofia Tolando, che intanto comunque il pallone, no, sotto canestro, sbaglia la Missi, però sarà fatta trovare ben libera sotto canestro. Brava,
La Pascu in percussione, accorcia le distanze, 51-29. Intanto la Pascu stessa va a recuperare un bellissimo pallone, andando a rubare dalle mani della Sofia Lando, ma commette una leggerezza, va a commettere contrazione di passi. Si lamenta un po' il pubblico ospite, però effettivamente i passi sembrava che ci fossero. Qua c'è un po' campo aperto, temporeggia un po' lato Lando, ma non temporeggia la Tomasin, che appena c'è il pallone lo trasforma in 2 punti. 53-29 il punteggio, cambio nelle file del mini basket di Villafranca. Entra il numero 3 Ginevra, cambio. Tanto stanno per perdere il pallone, sì. No, c'è un piede di Stessi sulla linea, forse doveva lasciarlo alla... difficile questo da vedere, che ha preso la concentrazione del momento, non se ne è avveduta, rimessa per il Villafranca, ma direttamente nelle mani della Tomasin non è una buona idea, e infatti va a realizzare anche questo canestro. Ha fatto quasi metà punti della squadra Tomasin oggi, molto prestazione veramente di livello, quasi tanto molto sportive dei ragazzi, si aiutano tra le squadre avversarie a sempre rilassarsi, molto bene così. Tanto esce la Tomasin, entra Rebecca Zorzi, c'è un cambio anche nelle file della Franca, però non ho visto chi è uscito, direi a Bonafini, non lo so. Tanto la Camilla Brunetto sbaglia il tiro, mi si prende rimbalzo d'attacco, offre un bel assist schiacciato alla Tolando, che però viene intercettato dalla capitana Brunetto, e quindi rimessa ancora per il Padova. La Tolando pesca Stessi Odumè, libero sotto canestro, che realizza il 59esimo punto per la squadra di casa, che si mantiene sempre sul doppio punteggio. 29, no, non gli ha dati 2 punti perché non si è capito cosa sia successo. Comunque rimessa per il Villafranca, Stessi va a sporcare il pallone, la Pascu sta per essere fischiata infrazione, in qualche modo riescono a portare palla, aprire la rimessa, anche passare campo, e adesso guadagna a fondo la numero 1. Bel movimento della Pascu, si vede il difensore da guadagnarsi altri 2 tiri liberi, avrà tirato 10 tiri liberi in questa partita. Metro arbitrale forse un leggermente da rivedere, ma comunque ha detto arbitraggio molto preciso, ha lasciato anche abbastanza correre a differenza di alcune situazioni. Intanto la Pasqua deve per forza mettere il secondo per continuare la sua tabellina di marcia sul 50% di liberi realizzati. A parte questa fissa che hanno della precisione, forse che gli arbitri forse dovrebbero stare attenti, che quando il pallone è rilasciato alle mani non non tocca il ferro. Comunque bene così, il rimbalzo guadagnato dalla Tolando, che in qualche modo non si fanno rubare la palla nonostante la difesa abbastanza pressante. La Vinci si invola, una bella finta, veramente pregevole di Vinci Puglivrenti, che ha lasciato sul posto il suo difensore, poi costretto al
fallo in dinamica di tiro e si occupa di tiri liberi. Però l'allenatore che parla mentre tira non va bene, sbaglia il primo tiro libero la Missy. Sbaglia anche il secondo, 2 ferri pieni, ma poi va a recuperarsi il pallone e subisce un altro fallo, in qualche modo emendando gli errori ai liberi. Tolando forse un po' in difficoltà, va aiutata, ci pensa l'Anna Carraro, che poi passa la metà campo, si ferma forse un po' troppo velocemente, si fa vedere la Missy che poi fa una bella lettura sulla Tolanda, ma ben difesa, forza un po' il tiro, va bene così. Mancano 6 minuti alla fine qua. Non commette fallo, buona ottima difesa sotto canestro senza commettere fallo. La Carraro va a scottare il pallone della Pascu, buon debito d'ossigeno, forte giocatrice del Padova, quasi un recupero, bellissimo movimento sul piede perno. Differenza falli. Dormi un pochino sulla verba. Due tiri liberi per la Lia, che realizza il primo tiro libero dopo ottimissimo tentativo e va a ricevere i complimenti della Pascu. Sofia Lia, dopo una lunga serie di errori, va a sbloccarsi sul tiri liberi e fa un pregevolissimo 2 su 2 senza toccare il ferro, solo di retina. Brava Sofia. Tanto qua tira da 3. La Carraro, no, sì, la Carraro aveva letto la Tolando, ma non trattiene, il pallone esce, intanto esce Sofia Tolando, entra Tracy Odume, quindi bel tiro. Giulia Bonafini, che un pregevolissimo canestro dalla media, quasi lunga distanza, non era da 3, ma insomma non era sicuramente vicino. Scambio tra un bel movimento di palla sull'asse. Intanto è entrata in campo con il numero 22 Julie Deverneau, che appunto aveva fatto un dai-vai con la Missy, che poi aveva scaricato per la Giulia, che non aveva trattenuto. Tanto la Zorzi va a sporcare il pallone, non le fanno giocare in qualche modo, stanno pressando in attacco con troppo sbilanciate. La Pascu non perdona, erano troppo impegnate nel intercettare si arrabbia giustamente la Morao, perché erano tutte indiavolate sul bloccare la rimessa, e poi che una rimessa è stata fatta, hanno trovato un varco in contropiede, hanno chiuso con un fallo in dinamica di tiro e la Pascu ha finito in questo modo con 3 punti, un'azione che era nata come un attacco Horus Padova, va bene così lo stesso. Comunque tanto la Carraro serve per Tracy Odume, che quasi perde il pallone sulla pressione tanto fa una finta la Zorzi, si guadagna la linea di fondo, qua c'era un fallo, poteva a quel punto tirare, non se ne è avveduta. Molto brava, bellissima questa lettura di Tracy,
per il taglio di Nissi Pulvirenti, che va a realizzare un sottocanestro. Bella azione le ragazze che sono uscite così da un'azione che difendevano in maniera molto pressante. Qua il fallo di Nissi Elettrica ci stava e non ha permesso la direzione del tiro. Adesso Sofia Lia dovrà così confermare gli ultimi tiri liberi di cui ha beneficiato. Ha fatto 2 su 2 dopo un 0 su 8 precedente. Vediamo se continua la striscia, per fortuna per la squadra di casa, che non ha ripreso, diciamo così. Secondo tiro libero, 59-36, 4 minuti e 43 alla fine. Realizza il secondo, brava Sofia Lia. Tanto Carraro apre per Nissi che con autorità porta giù il pallone, scarica per la Carraro che vede un varco, trova la Julie Deverne che poi si ferma un po' lontano, devono andare a aiutarla, sta per fare passi, ma in qualche modo il pallone esce prima del movimento del piede perno. Tressi vede un simil taglio della Rebecca che però non entra, però si butta sul pallone, bravissime, giocano come se fossero sotto di 20, invece sono sopra, recuperano il pallone dopo aver perso l'azione. La Sofia Carraro con autorità porta giù il pallone, si guarda in giro, apre per Julie Deverne che con un bellissimo movimento va a, no scusate, era la Rebecca Zordi che un bel avvitamento va a trovarsi un tiro che non entra, ma subisce il fallo. Cambio nelle file del Padova, esce Tracy Odume, entra la capitana Nina Pizzinato. 2 tiri liberi per Rebecca Zordi, tanto esce Matilde Sartori, entra col numero 7 la bravissima Giulia Bonafini. Sbaglia il primo tiro libero Rebecca Zordi. Tanto sugli spalti si registra la presenza del capo allenatore Caiolo, detto Caio. Intanto la Rebecca va a realizzare il secondo dei 2 tiri liberi, punteggio 60-37. Qua non c'era fallo, però francamente, cioè era ma comunque altro fallo fischiato alla Nissi Pulvirenti. In bonus la squadra di casa, come al solito. Qua la differenza di falli si fa veramente scavato una voragine di differenza tra i falli commessi dalla squadra ospite e la squadra di casa. Intanto la Pascu continua a martellare dai tiri liberi, punteggio di 60-38, quanto manca 3-47. 2 su 2 della Pascu, proprio sta prestare un attimo attenzione, 20 punti non si recuperano. Tanto la Nissi si trova da sola, attenzione ai passi commessi, no, passi in partenza di Deverne, rimessa per Villafranca Padovana che prova a impostare l'azione di attacco. Bel tiro dalla media, sbagliato, qua dormitone, nessuno va a rimbalzo, un po' di disattenzione nella squadra di casa. Va detto che ci hanno dato dentro tutta la partita, un po' di stanchezza ci sta, rimessa ben eseguita dalle ospiti che con Sofia Lia, che sotto canestro è sempre una giocatrice molto pericolosa, va a realizzare. Intanto qua la Cossu va a chiudere Nissi che in qualche modo passa alla Carraro, Giulia Deverne gira ancora la Carraro, intercettata dalla terza padovana, rimessa affidata a cambio nelle file del esce Vittoria Michele, entra Anita Sonato
nelle file del terrazzo padovana, e per Padova invece entra Sveva Russo con il numero 12, esce Giulia col numero 26. Intanto va in percussione, l'ha pittinato, quasi perde palla, anzi la perde. No, l'ultima a toccare è una giocatrice ospite. La Sveva aveva visto la Missy che si era liberata vicino al canestro, ma capisci tutto la Pascu e intercetta. Rimessa della Missy che vede la Governor, la Sveva Russo. No, passi, questo direi quasi millimetrico. Comunque palla recuperata per il Verona, i secondi comunque scorrono, la partita volge al desio e intanto fischiano l'845esimo fallo per la formazione di casa. Questa volta i tiri liberi si occupa la numero 12 Emma Meneghetti. Esce il primo, vediamo il punteggio 60-41 a 2:23 dalla fine. Entra invece il secondo, rimessa velocemente eseguita dal pittinato per la Nissi che spinge sulla fascia, arriva fino in fondo, si ferma, passa con un passaggio un po' impreciso e palla recuperata per le veronesi che poi quasi fanno, guarda, che tiro si è inventata Sofia Lia, tiro impossibile praticamente con le mani del difensore addosso. La Missy si prova un tiro quasi da 3 punti, ma non trova il ferro e direi che cambio. Intanto esce Anna Carraro, entra Sofia Tolando, rimessa il terzo padovano, manca 1:52, 60-44, occhio perché vero che peggio poco, però stiamo l'ultimo quarto, non va molto bene. No, qua hanno preso il 4, sono fatti rubare il rimbalzo in difesa, altro rimbalzo. Qua ragazzi però devi stare un po' più attenti, un attimo forse il quintetto non è molto rodato. Intanto la Nina va, versione Segno Lupin, va a rubare un pallone, palla 2, Freccia Padova, dai vai, bellissimo con la Sofia Tolando, però vengono in qualche modo chiuse, passi. Vabbè, insomma, l'arbitraggio è veramente preciso, però diciamo metto un po' così, va bene così. Postazione Villafranca Padova, Villafranca Vicentina, che però mantiene, anche loro sentono un po' di stanchezza. La numero 7 Giulia Bonafini che mette fallo, quarto fallo di squadra commesso dalle ospite, quando qua c'è un altro fallo della Sofia Lia che viene, diciamo così, simpaticamente salutata dal suo pubblico. No, non è fallo questo. Vabbè. Si sente anche questo, possiamo andare negli spogliatoi, in realtà il tiro esce, sono gli ultimi sgoccioli di partita, esce Nissi Pugliurenti, entra col numero 2 Stessi Odumè. Tanto la Sofia Tolando rimedia una rimessa un po' particolare. La Sofia Iva si lamenta del fallo che gli ha fischiato, una spintina a danni della Sofia Tolando, francamente
se c'è una cosa che oggi la squadra ospite non si può lamentare, sicuramente l'arbitraggio. Comunque la ragazza, vedete, fa il suo mestiere, diciamo, quindi fa un po' di flopping, diciamo, no, flopping di protestine del caso, e dopo un'eternità rispetto alla squadra di casa anche la squadra ospite raggiunge il bonus dei 5 falli, però hanno sbagliato il personaggio sul quale commettere il fallo, perché la Sofia Tolando ha la sua mano felpata che difficilmente va sotto il 50% dei tiri liberi, infatti realizza il primo e invece lancia una pietrata al secondo. Questo l'hanno fischiato adesso. L'hanno fischiato? Ah. Ultima azione per le ospiti, provano. Tolando sbaglia la prima, poi in qualche modo recupera il secondo. Chi c'era di sotto? Nessuno, adesso per fortuna non è entrata. Adesso la Tolando in qualche modo si occupa, adesso dovrebbe far scorrere un po' il tempo. Sulle ultime azioni secondo me c'è un po' da... Il pallone esce, ultimo tiro che non entra dopo 4 tentativi, finisce così la partita tra PFP Padova e Villafranca Padovana Mini Basket sul punteggio di 61-44. Sicuramente coach Moravo avrà qualcosa da dire alle sue ragazze, ma la partita l'hanno portata a casa con autorità. Qualche blackout in qualche momento, a volte un po' di ordine, attenzione alle ultime azioni dei quarti. Siamo ai saluti, mentre siamo ai saluti intanto entra le squadre della partita successiva, che ricordiamo la squadra di cartellone, perché Serie C femminile, derby veneto tra Horus P Padova, che hanno guadagnato la serie, e la squadra di Mestre, diciamo così, c'è un filino di rivalità. Bravi ragazzi, ci vediamo alla prossima.